vorremmo che venisse formalizzato una volta per tutte quello che a parole, Assessore, tutto il Consiglio regionale in maniera trasversale in occasioni pubbliche continua a ribadire ai cittadini di Latisana, all'amministrazione di Latisana e ovviamente laddove è possibile anche a RFI, visto che li abbiamo avuti anche in audizione con noi. Allora, noi abbiamo approfittato della delibera di giunta 293 approvata il 4 marzo 2022, laddove la Regione si è impegnata, ma di fatto ha modificato quello che è l'accordo quadro con Rete Ferroviaria Italiana per la gestione della rete anche in Regione. Nel 2016 c'era già stato ovviamente un accordo simile e successivamente a questo è stato stipulato il protocollo d'intesa dove venivano anche esplicitate le opere che si sarebbero dovute realizzare in Regione per dar corso anche e quindi dare forza all'accordo stipulato. Siccome l'atto di marzo 2022 è un atto modificativo integrativo, noi riteniamo che ci sia la possibilità per questa amministrazione regionale di modificare anche il protocollo d'intesa che prevedeva il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Venezia-Trieste con possibili varianti. In quell'accordo ovviamente non si parlava di varianti di Latisana, di Portogruaro, di Ronchi di Aruisina, anche perché RFI non aveva mai formalizzato alla Regione la possibilità di questi atti, anche se al suo interno era già ben chiaro quello che avrebbe portato avanti. E allora noi ovviamente chiediamo a questa Giunta se e quando verrà stipulato il nuovo protocollo d'intesa e se evidentemente verrà esplicitato il fatto che non ci sarà alcuna variante di Latisana, così come chiesto dal sindaco Lanfranco Sette, che in occasione di una seduta pubblica del 14 marzo organizzata dal comitato locale ha dichiarato che l'opzione 0 è quella preferibile per quanto riguarda l'amministrazione latisana. E quindi se opzione 0 deve essere, qualcuno deve iniziare a scriverlo. E non possono essere i parlamentari per i motivi che le dirò dopo, perché credo di aver già esaurito il mio tempo. Grazie, Presidente. Grazie, prego Assessore Pizzimenti, 3 minuti. Grazie Presidente. Questa è l'ennesima volta che parliamo della variante di Latisana, sia sotto forma di interrogazione sia sotto forma di audizioni e non solo. Gli incontri sul territorio sono stati fatti più di uno, molti gli incontri anche con l'amministrazione comunale, sia precedente che l'attuale, per capire cosa si dovrebbe fare e cosa si farà a Latisana. È chiaro che a tutti, e lo dico, lo sottolineo, l'attuale, quella che è stato presentato finora, non andava assolutamente bene. Per cui su questo noi abbiamo sempre detto che dovevamo ascoltare il territorio, l'abbiamo fatto e abbiamo detto a RFI che proponga un qualcosa di alternativo. Se c'è qualcosa di alternativo è chiaro che noi siamo pronti a discuterne. Se non c'è, noi siamo ovviamente per l'opzione 0, cioè quella per non fare niente Latisana. Però dire adesso che facciamo solo l'opzione 0 mi pare che sia riduttivo, anche perché il mandato che è stato dato a RFI, sia da parte della Regione ma anche da parte del Comune, è quello di studiare eventualmente un nuovo tracciato o una nuova soluzione o un qualcosa di diverso rispetto a quanto previsto. Per cui su questo noi ci siamo, tra virgolette, fermati in attesa di aspettare qualcosa di diverso, e tant'è che RFI ha stralciato, come benissimo è stato detto, dalla valutazione di impatto la parte di Latisana. Su questo noi attendiamo se c'è qualcosa, se non c'è ovviamente siamo al contrario a quanto è stato proposto fino adesso. Grazie, prego consigliere Sergo. Ma guardi Assessore, io posso anche ritenermi soddisfatto dalla sua risposta, laddove ovviamente ha detto anche lei che quella variante non va bene e non la vogliamo. Basterebbe scriverlo in atti formali. Ma le dico, e mi riaggancio a quello che stavo concludendo prima, nella serata del 14 marzo
l'assessore di Latisana che è intervenuto chiedeva ai parlamentari di far stralciare la variante di Latisana dal contratto di programma investimenti, dicendo che chiaramente questo dà mandato a RFI di fare una variante a Latisana, perché poi non c'è scritto farla col ponte, farla in altri modi. Chiaramente il Parlamento, qualora agisse anche in questa maniera, andrebbe contro quello che invece è l'intenzione della Regione, laddove gli si dice di fare un'opera che possa permettere di raggiungere Trieste da Venezia in un'ora, perché questo è il protocollo che è stato firmato nel 2016. Perché evidentemente queste erano le promesse che erano state fatte dai progettisti, ma evidentemente, visti i progetti che sono stati presentati, quelle promesse non possono essere mantenute e quel protocollo ha fallito il suo obiettivo. Visto che ha fallito il suo obiettivo, io credo che responsabilmente questa amministrazione regionale dovrebbe prenderne atto e dire formalmente a Rete Ferroviaria Italiana che è inutile continuare a spendere soldi per niente. Perché vede, io avrei potuto scrivere qui anche di dire di no alla variante Ronchi-Aurisina. Ma perché non l'ho scritto? Perché voi 2 anni fa non avete voluto dire di no in quest'Aula alla variante Ronchi-Aurisina. RFI cosa ha fatto? Sta predisponendo il progetto di fattibilità. Il terzo, di cui 2 già bocciati dalla Commissione Tecnica Via. Allora, visto che le grandi opere costano, ma soprattutto costano i progetti, io aggiungo solo quello che abbiamo scoperto 2 giorni fa dall'audizione del commissario speciale dottor Macello in Consiglio Comunale di Venezia, laddove parlando di un'altra grande opera, che è quella che permetterà alla Venezia-Trieste di raggiungere l'aeroporto di Venezia, ha ricordato come in un anno quell'opera da 425 milioni doveva costarne 475, siamo arrivati a 545. Allora, io attendo con ansia di leggere l'analisi costi-benefici che abbiamo chiesto in questo Consiglio regionale a RFI, ci è stato detto che esiste ma non l'hanno ancora presentata da nessuna parte. Vorrei capire se quell'analisi costi-benefici casualmente terrà conto che in un anno un'opera pubblica è aumentata da 425 milioni a 545 e quanto dovrebbe costare la velocizzazione della Venezia-Trieste che vale da sola 1 miliardo e 800 milioni di euro. Allora, Assessore, se queste cose a voi non interessano, io lo posso capire, però credo che da amministrazioni e da amministratori ci debba essere la responsabilità di evitare spreco di denaro pubblico.